Siamo pronti per il Gran Galà del Volley Sardo 2015, una grande festa che premierà i protagonisti del pallavolo sarda della passata stagione. Siamo qua all'Hotel Setar di Quartu Sant'Elena con il presidente della Federazione di Pallavolo Sarda, Vincenzo Amendola. Allora Vincenzo, facciamo un bilancio di quella che è stata la passata stagione. Il coronamento sicuramente la vittoria del mondiale con miglior palleggiatrice che viene dalla Sardegna. Buongiorno a tutti. È stato un bell'anno perché avere una ragazza come Alessia che diventa il numero 1 al mondo è un segnale forte che ci resterà per tantissimi anni. A questo se poi aggiungiamo la fortuna di aver avuto ben 2 ragazzi convocati in Club Italia, di più non si può pretendere. Cioè, il movimento sta rispondendo bene, abbiamo ragazzi interessanti. Stiamo lavorando bene, finalmente anche col discorso della qualificazione degli allenatori siamo riusciti a incidere pesantemente e i risultati ci sono. Sì, quindi sicuramente una federazione che sta puntando molto sul settore giovanile, lo dimostra non solo i tre insomma, convocati nel Club Italia, ma un po' il movimento che sembra anche a livello di tesserati che stia andando sempre in crescendo. L'anno scorso abbiamo avuto più 2,8% che in un periodo così di crisi di ragazzi vicini allo sport è un successo, però la cosa più importante è che a fronte di 16.000 iscritti noi ne abbiamo, se ricordo bene, sotto i 20 di 12.000, quindi un numero, cioè noi siamo uno sport che viene praticato in particolar modo a livello di base con ragazzi molto giovani. Quali sono gli obiettivi della federazione a breve ma anche nel lungo periodo? Abbiamo un unico obiettivo, la qualificazione atleti, qualificazione allenatori, qualificazione dirigenti, in particolar modo su quest'ultimo punto, e oggi il corso che abbiamo tenuto con il dottore Eusepe ne è l'esempio. Quindi qualificarci, migliorare. Benissimo, siamo agli sgoccioli, sta per cominciare il Gran Galà, insomma ringrazio Vincenzo e adesso ci apprestiamo tutti a vedere questa grande festa. Grazie a voi. Grazie. Vincenzo Amendola apre la cerimonia. Essere premiata come la prima al mondo è una grande soddisfazione. Ecco, iniziamo adesso la parte via. Grazie a tutti per esserci. Oggi è la nostra festa, la festa più bella dell'anno, dove veramente incontriamo tutti, incontriamo i ragazzini, incontriamo vecchi come quelli lì che sono in quell'angolo, guardate lì, quei 3 vecchiacci, che però li premiamo anche ora, quindi vuol dire che sono bravi e sono veramente un frutto del nostro mondo. Allora, oggi penso che sia l'ultimo Gran Galà che faremo noi, perché poi scade il nostro mandato. Quindi è l'ultimo, che io ne ho fatto 10, sono contentissimo perché sono sempre stati dei momenti bellissimi, momenti dove ho ritrovato tutte le squadre, ho ritrovato la selezione, ragazzi che conosciamo, è stato un momento veramente sempre molto coinvolgente. E voglio iniziare con un piccolo passaggio veloce che abbiamo fatto prima col corso dei dirigenti, dell'accordo che abbiamo chiuso in questi giorni col Banco Sardegna, che porterà dei vantaggi economici a tutte le società sarde. Però ve lo voglio dire perché sono gli atleti, perché finalmente siamo riusciti a fare una carta, la carta nostra, una carta brandizzata FIPAV, che daremo a tutti i nostri 16.000 atleti che abbiamo in Sardegna. È una ricaricabile molto bella, dove si avranno dei vantaggi, la daremo ai ragazzi superiori agli 11 anni, allenatori, dirigenti, genitori, sponsor e tifosi, cioè a chi vorrà il vostro presidente darla, la potremo dare. Sarà la nostra carta, un qualcosa che ci riconoscerà, è la carta della FIPAV, che darà una serie di benefici alle società in primo punto, e ancora di più agli utilizzatori, perché ci saranno delle attività convenzionate che vi praticheranno degli sconti e delle facilitazioni quando andrete ad acquistare presso i negozi convenzionati. Operativamente è molto semplice. La società richiede le proprie carte alla FIPAV, la FIPAV gira la richiesta allo sportello bancario più vicino al proprio comune e il direttore di banca chiamerà il presidente o chi per lui, che consegnerà le carte. È semplicissima, una carta del circuito Mastercard. Vai.
Potrà essere ricaricato con bonifico o direttamente dallo sportello, quindi molto pratica, la classica carta ricaricabile che ormai tutti i ragazzi avete in tasca. Avrete degli sconti su alcuni negozi convenzionati e localmente potremo arricchire il numero dei negozi convenzionati con delle convenzioni che potremo fare localmente in ogni centro della Sardegna, delle nostre 196 società che abbiamo in Sardegna. Le consegna il presidente della società, un rapporto diretto, veloce, e alla società su ogni transazione verrà riconosciuta una provvigione, come abbiamo descritto prima i numeri, quindi ci saranno delle entrate, i ragazzi utilizzeranno, i genitori, i dirigenti utilizzeranno le carte e la società ne beneficerà perché una piccola parte andrà alla società a capitalità, quindi è una cosa interessante, riusciamo a portare un po' di soldini nelle casse della società. Iniziamo, oggi cos'è? Oggi premiamo i migliori, quindi è il giorno che è la vetrina di tutti quanti noi, però vogliamo ricordare anche un po' quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto due cose molto importanti quest'anno, una è il Club Sardegna, che tutti quanti è stato uno sforzo economico, organizzativo, dove c'è stata tantissima buona volontà da parte veramente di tutto lo staff, dal primo all'ultimo, dei ragazzi stessi, e abbiamo fatto il nostro Club di Sardegna che si è dimostrato poi alla fine un progetto valido, tant'è che due ragazzi, forse sarà stato un caso, forse siamo stati bravi, e sono state convocate nel Club Italia, che oggi premiamo e che sono qua con noi. E in più abbiamo fatto il laboratorio delle eccellenze, è stato il nostro progetto LEG che, per dire la verità, io non sono stato molto contento per quanto è stato seguito dagli allenatori, però abbiamo cominciato a toccare un nervo, c'è stata una reazione, quest'anno lo continuiamo, abbiamo avuto la fortuna di avere uno dello staff della nazionale che l'ha seguita, quest'anno molto probabilmente lo potrà seguire anche direttamente Marco Bonitta, ci sarà un dirigente dedicato a questo progetto che è Francesco Marcetti, che partirà dai primi di gennaio, e quindi continuiamo su questa esperienza cercando di far capire a tutto il nostro mondo che quando abbiamo questa occasione bisogna sfruttarla, bisogna seguirla per cercare sempre di più di migliorarci. Abbiamo fatto un'esperienza che è stata abbastanza faticosa perché siamo entrati in un mondo che obiettivamente non era il nostro, non eravamo abituati. Abbiamo fatto il primo torneo internazionale fatto in Italia in collaborazione con Rotary e con la società di Cagliari di Sitting Volley. E abbiamo organizzato questo torneo molto bello, è stato un torneo dalle forti sensazioni, però siamo stati contentissimi, abbiamo avuto anche un buon numero di partecipanti, è stato il primo fatto in Italia, quindi abbiamo aperto con la successiva convocazione di due atlete sarde nella nazionale femminile di Sitting Volley, che anche oggi premieremo. Abbiamo fatto anche un corso allenatore di sitting in quell'occasione. Diamo due numeri. Allora, le nostre società sono 194, quest'anno abbiamo avuto un più 2,8% d'aumento, mentre quasi tutte le discipline in Sardegna sono diminuite. Abbiamo 1711 dirigenti, 636 allenatori, 138 arbitri, 11 osservatori, 400 segnapunti associati. Abbiamo 261 scuole che hanno aderito alle nostre attività, con 5.208 atleti. Abbiamo 4 società di beach volley, 21 maestri di beach, 10 supervisor e 2 società di sitting volley. 36 supervisor, sbagliato, 36 squadre che fanno campionato di D, 18 di D maschile, 36 in totale, va bene. 10 squadre che fanno campionati nazionali. Abbiamo fatto circa 1000 partite come comitato regionale, poi non parliamo quelle dei comitati provinciali che sono un numero incredibile, non mi ricordo, ma ogni volta che Gianni me lo dice mi impressiona. Siamo tanti, Abbiamo voluto riportare anche i dati del settore scuola, abbiamo avuto 61 scuole che hanno partecipato al progetto 1-2-3 mini volley, 21 scuole al progetto 1-2-3 volley, 21 scuole al progetto 3 per volley,
118 progetti con la collaborazione delle società sportive. Questa è la cosa più importante. Negli ultimi 2-3 anni, se vi ricordate, abbiamo cambiato proprio il mezzo di comunicazione. Prima era la federazione che andava nelle scuole, oggi invece andiamo alla federazione in collaborazione con le scuole che aderiscono ai progetti. E nel 2016 faremo un ulteriore cambiamento che dopo vi spiegheremo. Quindi finale regionale del torneo scolastico, il 3 per volley. Il primo trofeo regionale 3x3 maschile, la nostra classica festa del mini volley che è arrivata alla 10ª edizione, se ricordo bene, alla 10ª edizione, e poi la novità dell'anno scorso, una finale bellissima della finale nazionale 3 contro 3, che sicuramente meritava molta più partecipazione da parte degli allenatori. C'è stato tantissimo, ma mancava, forse sarebbe stato più bello avere più allenatori a vedere la manifestazione, dove si vede il livello tecnico elevatissimo. L'abbiamo fatta in fiera, la cosa simpatica è stata che prima ce l'hanno criticata a Roma, non volevano che la facessimo in fiera perché dicevano che andava ora, invece la comunicazione di questi giorni, sul comunicato ufficiale, da oggi in poi le finali nazionali di atletica si faranno sempre in padiglione con il nostro standard organizzativo, quindi avevamo ragione, abbiamo dimostrato che è il metodo migliore, è quello di avere tutti i ragazzi 8 campi che giocano sullo stesso campo, che 9 maggio come ogni anno si fa il mini volley a scuola con 3.000 partecipanti, tant'è che poi per 15 giorni Paolo Ligas non si fa più vedere. E adesso lanciamo un video che è la presentazione dell'S3, che noi a breve inizieremo a presentare in tutte le scuole della Sardegna, e lì servirà la collaborazione di tutte le società. Speriamo che questa volta ecco, Bruno. Lucchetta Andrea. Presente. Sei cresciuto parecchio ultimamente. Mi sono alimentato bene, signora maestra. Puoi sederti. Grazie. Oggi faremo una breve lezione in classe. Per cominciare voglio interrogare qualcuno. Lucchetta, vieni tu. Dunque Lucchetta, cosa sai dirmi della pallavolo e cosa vuol dire Spike 3? Questa la so, sono preparatissimo. È un nuovo gioco sportivo. Deriva dal termine inglese spike, che vuol dire schiaccia. È il gesto tecnico che lo schiacciatore fa per prendere la palla e schiacciarla nell'altro campo. È un gioco coinvolgente, dinamico, divertente. È talmente trasversale come i miei capelli che riesce a far giocare tutti, dai bambini ai ragazzi, ai genitori, ma perché no, fino ai nonni. Ha 3 aspetti fondamentali. Spike 1. 3 compagni, una rete ed un pallone per divertirsi a schiacciare tutti quanti insieme. Spike 2. Per giocare nella partita è necessario lo spirito di squadra, per mettere lo schiacciatore in condizione di schiacciare la palla in maniera determinata. E noi siamo una squadra fortissima, ragazzi? Sì! Spike 3. Condividere passioni, emozioni, divertendosi ad includere tutti i compagni per allenarci tutti insieme non solo allo sport, ma alla partita della vita. E a noi tutti piace il volley, vero ragazzi? Sì! La FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, assieme a Kinder più Sport, vuole portare nelle scuole Spike 3 perché è un gioco coinvolgente. Si coinvolgono 3 giocatori con una rete idealmente infinita per unire razze, religioni e culture, per far divertire tutti quanti a giocare a pallavolo. Ci sono 3 S molto importanti: la S di sport, la S di squadra, la S di salute. E allora, signora maestra, che dice? Andiamo fuori a giocare a pallavolo tutti insieme a S3? Lucchetta, mi hai convinto. Andiamo, bambini. Lo Spike 3 si gioca nelle palestre con una rete lunghissima, ma anche all'aperto. Seguitemi!
Allora ragazzi, l'obiettivo di questo nuovo gioco è quello di portarvi a schiacciare divertendovi. Spikey! Kinder più Sport è il progetto di responsabilità sociale di Ferrero, attivo in 27 paesi nel mondo. Nato per invogliare le nuove generazioni per uno stile di vita all'insegna dell'attività fisica e a diffondere nelle nuove generazioni la passione per lo sport, in collaborazione con il CONI e le principali federazioni sportive. Siete pronti? Sì! Allora ragazzi, abbiamo visto quanto sia divertente schiacciare, vero? Sì! Ma per mettere la schiacciata vincente dobbiamo giocare come una vera squadra, giocare in funzione del compagno, è giusto? Sì! Perché noi siamo una squadra? Fortissimi? Ma passate sempre la palla al compagno e poi arriverà la schiacciata vincente. Giochiamo tutti quanti a Spike. Allora, da gennaio inizieremo i corsi per gli allenatori, è una nuova pallavolo, ci sono delle regole diverse, dopo l'attacco il pallone può essere, anche se toccherà per terra possiamo riprenderlo, ci saranno dei cambiamenti. Diciamo che il progetto ha l'obiettivo di facilitare il gioco ai bambini piccoli fino all'età di 10 anni, cioè eliminare delle difficoltà che oggi ci sono e renderlo più appassionante e più divertente. Noi ci punteremo moltissimo sia nelle scuole, anche è un progetto che parte per le scuole, ma subito lo cloniamo per le società. Grazie. Un applauso per il Presidente e adesso Paolo Ligas presenterà il Gran Galà del Volley Sardo. Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo subito col momento importante, penso, per tutte le società qui presenti, però come di consueto io proprio un secondo vorrei fare un applauso, ma questa volta farei un applauso per tutte le società che non sono qui presenti, ma sapete che il nostro movimento è fatto di tantissime persone e anche chi non arriva prima, veramente è giusto che li ricordiamo in questo momento perché lo sport è proprio un momento di socializzazione. C'è un po' di rimbombo, forse alto. Bene. Vediamo se va meglio. No, vero? Ci siamo? Forse ora va meglio? Ok, era troppo alto. Bene, quindi dopo questo applauso per ricordare tutte le società della nostra regione, quindi della Sardegna, chiamerei qui Luca Euseppi. Era un ringraziamento per il corso che ha appena tenuto con i nostri dirigenti, quindi Luca ecco, la cerimonia si apre con è pregato che viene dato a Luca Euseppi di avvicinarsi, eccolo arriva, l'atleta, da atleta qui del Gran Galà. Vincenzo Amendola, un ricordo per questa giornata del Comitato Regionale Sardegna. E ora passiamo e chiamiamo la società pallavolo Ermea che anche quest'anno disputa il campionato di A2 femminile, tra l'altro con ottimi risultati, quindi complimenti alla società Ermea. Amendola Vincenzo premia. Ecco, la premiazione per la pallavolo Ermea, come sappiamo disputa il campionato di Serie Ecco, A2. continuiamo, facciamogli un grosso applauso così almeno lo incoraggiamo a continuare in questo modo perché ci sta dando veramente grandi soddisfazioni e siamo tutti vicini a questa società che sta facendo dei grossi sforzi per portare appunto la Sardegna in un campionato che merita e speriamo di vedere fra poco anche i maschietti magari in Serie A, ce lo auguriamo. E passiamo ora a un'altra società, premia sempre Vincenzo Amendola, che ha ottenuto nel 2014-2015 la promozione in B1 femminile, la pallavolo Alfieri. Vincenzo Amendola premia. Si prepara la Stella Azzurra Sestu per la prossima premiazione.
Ecco tutte le atlete al completo, con gli allenatori. Foto ricordo, quindi vi sistemate il presidente Capra. Insomma, siamo al gran completo. Complimenti anche a questa società che ha ottenuto l'ottimo risultato di ritornare, è un ritorno alla B1. Bene, ora passiamo alla Stella Azzurra Sestu, premia Francesco Marcetti, che ha conquistato la promozione in B2 maschile. Francesco Marcetti premia la Stella Azzurra Sestu E si prepara la Castellanese Volley e Janas Volley a seguire. Anche in questo caso gli atleti della società Stella Azzurra. Anche per loro foto ricordo. Guardate verso la telecamera perché lì abbiamo il fotografo. Bene, ritorniamo al settore femminile, questa volta con la promozione in B2 femminile abbiamo la Castellanese Volley. A seguire si prepara Janas Volley, sempre per la promozione in B2. Allora sì, premiamo anche voi. Eliseo Secci premia le due società, sia la Castellanese che la Janas Volley. Eliseo Secci premia le due società promosse in B2 femminile, la Castellanese Volley e la Janas Volley Quartu. Foto ricordo. E chiamiamo ora la Janas Volley per la promozione nel campionato 2014 e 2015 nella B2 femminile. Premia sempre Eliseo. Si preparano pallavolo Borore e pallavolo Olbia per la promozione in C maschile e premia Anna Rita Meloni. Foto ricordo. Bene, un grosso applauso per la pallavolo Borore promossa in C maschile. Anna Rita Meloni, consigliere del comitato regionale Sardegna. Premia le due squadre promosse in C maschile, pallavolo Borore e pallavolo Olbia. A seguire sempre per la C maschile la pallavolo Olbia. Ancora Anna Rita. Si prepara PGS San Paolo Volley Cagliari e la Gymnasium Volley Utta e premia Marzio Schintu. E ancora la pallavolo Olbia, sempre per la C femminile abbiamo 3 squadre. PGS San Paolo Volley Cagliari promossa in Serie C femminile. Adesso invece verranno premiate da Marzio Schintu le 3 squadre promosse in C femminile, la San Paolo Volley Cagliari, la Arrivano, Volley sono qui. Utta e la pallavolo Olbia. Anche voi sistematevi qui per la foto ricordo. Il nostro consigliere regionale Marzio Schintu premia le 3 squadre che hanno conquistato la C femminile. E partiamo dalla PGS San Paolo Volley Cagliari.
sempre verso la telecamera, lì abbiamo anche il fotografo. Benissimo, grazie ragazze, grazie alla società PGS San Paolo. È la volta della Gymnasium Volley Utta promossa in C femminile. Una rappresentanza delle atlete che stanno disputando quest'anno il campionato di Serie C. Andiamo avanti con le promozioni in Serie C, abbiamo la pallavolo Olbia, premia sempre Marzio Schintu. E si prepara per l'Under 19 maschile la Silvio Pellico e Maria Antonietta Pattusi per le premiazioni. Quindi chiamiamo qui la società di Sassari, Silvio Pellico, 3P, campione regionale Under 19 maschile. Maria Antonietta, abbiamo solamente Giampaolo Galleri? Va bene, non solo, va bene, siamo contenti di avere Giampaolo, quindi Maria Antonietta, ecco, fotoricordo. A seguire si prepara l'Under 18 femminile, quindi PGS San Paolo Volley, premia Eliseo Secci. Ecco la PGS San Paolo Volley che abbiamo visto prima qui per la premiazione della Serie C e ora si presentano anche per questo importantissimo campionato giovanile e quindi conquistano il titolo nella stagione 2014-2015 dell'Under 18 femminile. Rimettetevi in posa, facciamo un doppione della foto, la squadra mi sembra la stessa. E passeremo ora all'Under 17 maschile, ancora questa volta abbiamo la Gimland di Oristano, premia Capra, Roberto. Grande successo di questa società che ha ben 2 squadre nei campionati giovanili, quindi partiamo però con l'Under 17 maschile. Si sono aggiudicati appunto nella stagione 2014-2015 il titolo di campioni regionali. Complimenti alla Gimland. Sempre per la Gimland scendiamo di un anno per quanto riguarda l'età e andiamo all'Under 16, questa volta femminile, sempre la Gimland di Oristano, premia Anna Rita Meloni. E intanto si prepara l'SD Cagliari Volley per l'Under 15 maschile. Bene, grazie. Marzio Schintu premia la prossima squadra, campioni regionali Under 15 maschile, la SD Cagliari Volley. Si prepara per l'Under 14 femminile l'Antes Ogliastra di Tortolì e Eliseo Secci per le premiazioni.
Ecco qui la squadra della SD Cagliari Volley, campioni regionali dell'Under 15 maschile. Complimenti a questa squadra e a tutti gli atleti e allenatori che hanno conquistato il titolo. Eliseo Secci premia l'Antes Ogliastra di Tortolì per il successo nell'Under 14 femminile. A seguire l'Under 14 maschile, quindi l'US Ariete di Oristano e premia Roberto Capra. Fotoricordo, guardate sempre verso la telecamera, lì abbiamo anche il fotografo. Bene, complimenti anche a questa società di Tortolì e passiamo subito alla prossima squadra, sempre nel campionato Under 14, questa volta maschile. US Ariete di Oristano, premia Roberto Capra. E dall'Under 14 poi passeremo all'Under 13 femminile, quindi si prepara il Garibaldi La Maddalena e Maria Antonietta Pattusi per la premiazione. Sorridenti, benissimo, complimenti a quest'Under 14 maschile e quindi ora ci spostiamo dall'Under 14 all'Under 13, è la volta dell'US Garibaldi La Maddalena. Premia Maria Antonietta Pattusi. Arriva Garibaldi, ecco, dalla Maddalena. A seguire le premiazioni dell'Under 13 maschile 3x3, la New Volley di Tortolì, che ora ha cambiato nome, giusto? E si chiama Irone, quindi iniziamo a chiamarla Irone con il nome. Premia Capra Roberto e abbiamo l'Airone Tortolì, campione regionale Under 13 maschile 3x3, che ha partecipato tra l'altro insieme alla società di Oristano alle finali nazionali che si sono svolte, come abbiamo visto prima nella presentazione, a Cagliari. Ecco, sistematevi questa squadra di Tortolì. Guardate sempre verso la telecamera. E adesso Vincenzo Amendola premia anche la società di San Rocco, la polisportiva San Rocco, che sta disputando il campionato di serie B1 maschile. Eccola qui la società di San Rocco. La foto è sempre verso la telecamera, lì guardate verso la telecamera, sistematevi. Benissimo, un grosso applauso a questi atleti. Adesso passiamo alle premiazioni degli atleti che hanno partecipato al Trofeo delle Regioni maschile e premia Eliseo Secci. Gli atleti che hanno partecipato a questo importantissimo trofeo sono Taccori Mauro,
Letto Alessio, Enna Alessandro, Loi Matteo, Magia Lorenzo, Longiu Alessandro, Moci Simone, Murgia Riccardo, Mozzo Matteo, Floris Gianluca, Cassano Marco, Schintu Marco e Floris Bruno. Gli allenatori sono Gagliardi Marco e Longu Graziano, il dirigente accompagnatore Idile Emanuele e Matteo Pentastuglia. Eccoli qui. Questa è la squadra che ha partecipato al Trofeo delle Regioni nell'anno sportivo 2014-2015. Le vincitrici del trofeo femminile. Anche per loro fotoricordo. Si preparano le atlete del Trofeo delle Regioni femminile, quindi sono già pronte forse. Premia Marcetti, Francesco Marcetti, vicepresidente del comitato regionale. Eccole qui le atlete che hanno partecipato al Trofeo delle Regioni femminile e le nominiamo una per una perché meritano di essere nominate. Branca Martina, Mele Ludovica, Bura Ludovica, Menella Chiara, Cacciatori Elena, Murru Cristina, allora scusate, prova, sì, ce le abbiamo. Allora siamo arrivati a Murru Cristina, Dessi Francesca, Graziano Simona, Lugi Benedetta, Salaris Giulia, Tessari Marzia, Prisco Marta. Gli allenatori sono Sarno Fabrizio e Anile Michelangelo. Il dirigente accompagnatore Pattusi Maria Antonietta. Prova. Sì. Bene, e ora passiamo al Trofeo delle Regioni per il beach volley maschile, premia Roberto Capra. Le atlete sono Enna Alessandro, Taccori Mauro. L'allenatore è Pau Riccardo. Il dirigente è Pugeddu Manlio. Si preparino anche le atlete del beach volley femminile. Allora per il beach volley femminile premia Marzio Schintu. Le atlete sono Argiolas Eleonora e Ennas Irene. L'allenatore è Gregori Simone. Il dirigente Manlio Pugeddu. Questi non ci sono, questi ragazzi li nomini soltanto, ma non ci sono. Siamo direttamente. Bene, fotoricordo. Continuiamo con il beach volley. Questa volta sono i campioni regionali del circuito di beach volley. Abbiamo la squadra maschile che però mi dicono che non sono presenti, però le nominiamo, sono Menicali Michel e Durante Andrea. Facciamo un applauso anche per loro. Invece Maria Antonietta Pattusi premia Nonnis Claudia e Melis Elisabetta.
Giratevi sempre verso la telecamera, lì abbiamo anche il fotografo, benissimo, sorridenti. Bene, è ora la volta del marchio di qualità per l'attività giovanile. E qui, allora, intanto vi comunico che non sono arrivate le targhe ufficiali, quindi le società che qui vedete indicate riceveranno chiaramente le targhe appena ci verranno consegnate da Roma, però vorrei in questo momento, proprio 2 minuti, dire questo, che questo importante marchio non sempre viene seguito dalle società, tant'è che quest'anno avevamo solamente 10 richieste, su 10 richieste la Sardegna è riuscita a conquistarne 5, però ci sono delle eccellenze che non sono presenti, quindi invito tutte le società a stare più attenti a questo ogni 2 anni, quindi adesso questo vedete che è il biennio dal 2016-2017, nel 2017 ci sarà, anzi 2016 sarà il nuovo marchio di qualità per il prossimo biennio, quindi le società devono appunto compilare la modulistica, inoltrare la documentazione e partecipare come tutte le altre regioni, perché io seguo un po' nelle altre regioni e vedo che sono molto più attenti in effetti in questo, quindi vi invito anche voi da responsabile appunto di questo settore scuola e promozione a dare più attenzione anche alla qualità, e quindi il marchio di qualità penso sia un marchio importantissimo. Chiamiamo qui, i microfoni non ci aiutano oggi, è un nuovo gioco questo, bisogna trovare il microfono giusto. Ci siamo? Bene, allora chiamiamo le 5 società che hanno ottenuto il marchio di qualità e sono l'US Ariete di Oristano, la Pallavolo Villacidro, l'ASD Centro Giovanile Scolastico Olimpia di Selargius, l'Antes Ogliastra Volley Tortolì e la Gimland di Oristano. Sì? Allora premia Paolo Ligas, quindi adesso mi sposto. Prova. Forse hanno aggiustato il microfono. Bene, quindi come vi dicevo questo sarà un attestato provvisorio e solamente come riconoscimento, ma poi arriveranno le targhe ufficiali che verranno spedite direttamente da Roma. Continuiamo con le premiazioni, quindi terminato con il marchio di qualità per il settore giovanile, passiamo agli arbitri promossi in serie B2. Questi arbitri promossi in Serie B2 li premia Carta e Amendola, quindi Maurizio Carta e Vincenzo Amendola, e sono Faglia Riccardo e Sala Lucrezia. Un applauso per i nostri arbitri che il prossimo anno ricordo anche per gli arbitri, e passiamo ancora al settore arbitrale. Questa volta gli arbitri promossi in Serie C femminile, premia Carta e Pani, e sono Dessi Elisa, Marotto Michele, Azzei Chiara e Figus Mario. Un applauso per i nostri arbitri promossi in Serie C.
Continuiamo ancora con gli arbitri. Questa volta quelli promossi in Serie D, li nominiamo tutti, so che sono presenti solamente 2, però l'applauso lo facciamo per tutti e partiamo da Azzeni Emanuele, Azieni Ioara, Portoghese Federica, Schirru Michele, Ventura Fabio, Arghittu Gabriele, Campus Cinzia, Marras Amanzio, Perantonio Alessia, Di Maggio Rocco e Mocci Claudia. Ultima. Allora, va bene, premia Vincenzo Amendola. Bene, passiamo ora dei premi speciali e vogliamo ricordare appunto il sit-in volley, una nuova disciplina emergente, come è stato detto più volte oggi, e due atlete, due nostre atlete, quindi atlete della Sardegna, con la precisione Desini Sara e Pireddu Sara, della Pallavolo Olbia e del Cagliari Volleyball ASD, sono state convocate in nazionale. Quindi farei per loro un grosso applauso. Premiano Pattusi e Euseppi. Eccole qui le nostre atlete che hanno vestito, appunto indossato la maglia della nazionale. Sì. Un attimo che abbiamo il riconoscimento anche per la società. Sì, chiamiamo anche le società, la Pallavolo Olbia e Cagliari Volleyball ASD. Quindi anche le società, i rappresentanti delle due società vengono a ritirare il premio. Bene, un grosso applauso alle nostre atlete e anche alle società che hanno lavorato per questa bellissima e importantissima disciplina. E ora ci tengo a focalizzare l'attenzione su un aspetto importante. Ci sono delle società che da tanti anni, ma veramente tanti anni, fanno attività nella nostra federazione, quindi sono affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo. Quindi in questo Gran Galà è giusto ricordare queste società, premiarle e darle un riconoscimento, ma soprattutto dare un entusiasmo in più per continuare ancora in questo affascinante mondo della pallavolo. Quindi invitiamo intanto Renata e Vincenzo a premiare le società che ora saranno menzionate. Partiamo. Qui abbiamo qualche foto che magari le atlete qui presenti ricordano con gioia i momenti importanti della convocazione nazionale. Vi dicevo, queste società sono la Pallavolo Mogolo, 40 anni di fondazione e 30° anno di affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo. Complimenti veramente. E ancora l'US Garibaldi La Maddalena, 40 anni di fondazione della società, quindi un traguardo veramente importante. La Pallavolo Villacido, 30 anni di affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo, ben 30 anni di attività, soprattutto oserei dire con i giovani, perché è una società molto impegnata nel settore giovanile, quindi riconoscimento per tutte le società. E la Pallavolo Capodorso, 30 anni di affiliazione sempre alla Federazione Italiana Pallavolo. E infine la Tespiense Quartu, anche per loro 30 anni di affiliazione alla nostra
Federazione Italiana Pallavolo. Benissimo. E ancora la Pallavolo Bolore per il 30° anno di affiliazione alla FIPA e la SD Libertas Pallavolo Nuoro per 30 anni di affiliazione alla FIPA. Quindi anche per queste società un grosso applauso e un giusto riconoscimento per tanto lavoro, tanto impegno per portare avanti le attività nella nostra federazione. Bene, vogliamo ricordare ancora un momento importante, 2 atleti, e con la precisione sono Schintu Marco e Mozzo Matteus, che partecipano al Club Italia e attualmente stanno facendo il campionato di B2 maschile, tra l'altro con ottimi risultati. Pochi giorni fa parlavo proprio con l'allenatore di questi 2 bravi ragazzi che esprimeva grossa soddisfazione per il lavoro che stanno svolgendo in palestra. Invitiamo anche le 2 società, l'US Ariete di Oristano e Gimland di Oristano, che sono appunto gli atleti che hanno fatto crescere, le 2 società che hanno fatto crescere questi 2 atleti. Invitiamo anche loro per un riconoscimento, una targa ricordo. Ecco, quindi chiamiamo ancora la Gimland di Oristano e Ariete di Oristano, quindi 2 Gimland di Oristano, 2 dirigenti di questa società. Perfetto, la Gimland e l'US Ariete, tutti e 2 di Oristano. Vincenzo Amendola, presidente regionale, premia per il lavoro svolto appunto nel settore giovanile, permettendo appunto la convocazione di questi 2 atleti. Bene, e siamo arrivati alla conclusione, ma siamo arrivati a un momento importante, perché quest'anno possiamo festeggiare anche un altro momento importante, i mondiali Under 18. La nostra Italia è riuscita a vincere i mondiali grazie anche a una nostra atleta che, come avete visto in apertura, è stata la miglior palleggiatrice. E parlo di Alessia Orro. Bravissima Alessia, che sia appunto un invito anche per tutte le atlete e gli atleti qui presenti di un massimo impegno in palestra per poter dare il massimo e conseguire, come ha fatto Alessia, degli ottimi risultati anche a livello internazionale. Benissimo, ora Vincenza abbiamo terminato, quindi 2 parole tu per concludere e arrivederci al prossimo Gran Galà. No, forse non ci saremo noi, ma qualcuno ci sarà. A tante soddisfazioni a tutti, auguri. Si è conclusa questa cerimonia con la premiazione del fiore all'occhiello della pallavolo sarda. Alessia, raccontaci soprattutto l'emozione di quel mondiale e poi essere eletta anche la miglior palleggiatrice. Allora, è stata un'emozione indescrivibile, perché comunque nessuno si aspettava questo risultato, quindi siamo andate lì per dare il massimo e è arrivato il nostro sogno. Immagino un anno anche con il Club Italia, poi quest'anno anche in A1, grandi sacrifici, tu sei anche una ragazza molto giovane, però la passione per la pallavolo immagino prevalga su tutto. Sì, bisogna lavorare tanto per arrivare a questi risultati e alla categoria di massimo livello, e lavorerò ancora tanto per arrivare ad altri obiettivi. Vincenzo, guarda come si emoziona.
È giusto che si emocioni, ha fatto tantissimo in pochissimo tempo, ha raggiunto un obiettivo, un sogno, il termine sogno è bellissimo, sogno è la cosa più bella che ci possa essere, che poi diventa realtà. E adesso aspettiamo Rio, dopo quell'elenchino di questi giorni che sta circolando. E chiudiamo con due giovani promesse, due ragazzi che sono stati convocati quest'anno nel Club Italia maschile, Marco Schinto e Matteus Mozzo. Io a tutti e due chiedo com'è stato quest'anno, com'è insomma questo salto dall'isola chiaramente anche all'Italia in termini di sacrifici, di impegno e poi ovviamente anche a livello personale di soddisfazione. Sicuramente è un'esperienza molto bella che da non perdere, ma soprattutto molto impegnativa. Poi io mi trovo a essere il più piccolo del gruppo, quindi quello che ci deve mettere più impegno di tutti, anche per poi cercarmi di conquistare un po' il posto. Sicuramente il salto è molto alto perché comunque ti trovi a stare da solo e senza i tuoi genitori, quindi soprattutto è quello un po' da ambientarsi, ma soprattutto il ritmo scuola e poi allenamento, tante ore di allenamento al giorno e niente, ambientarsi così e prendere il ritmo, sicuramente quello è un bel salto, sì. Beh, non è semplicissimo passare da un livello, diciamo, di pallavolo isolano rispetto a quello nazionale, che è soprattutto un ambiente molto diverso con allenatori internazionali. Non è mai, poteva essere secondo me più difficile l'ambientamento, non solo dal punto di vista di un ragazzo di 16 anni, ma anche atletico, quindi di squadra. Poteva essere magari un po' più difficile stare lì senza la propria famiglia e vederla una o due volte al mese. Comunque sono molto contento, soprattutto per questo inizio di campionato, dove sta andando molto bene, stiamo riuscendo a vincere molte partite e siamo contenti, molto contenti. Ho detto in apertura che voi siete giovanissimi, quanti anni avete? Tu Marco? Io ho 14. E tu Matteus? Io 16. Ecco, insomma, proprio fiore all'occhiello insieme alla nostra Alessia Orro. Io per chiudere anche questa cerimonia voglio chiedervi, avete degli obiettivi a breve, magari anche nel lungo termine? Sicuramente quello di piano piano riuscire a conquistarmi un po' il posto all'interno del mio gruppo e col passare del tempo magari riuscire a diventare un giocatore, spero per me, di alti livelli, ma senza tralasciare lo studio, e che quello sarà, diciamo, poi il mio futuro oltre l'ambito pallavolistico. Degli obiettivi ci sono certamente, nel senso, per prima cosa vorrei iniziare magari a giocare un po' di più, nonostante sia riuscito subito ad entrare nella squadra quasi titolare. Però poi voglio crescere sia come giocatore sia come persona ed è, diciamo, l'obiettivo principale, il mio obiettivo principale qui al Club Italia, e anche con la scuola voglio proseguire, anzi soprattutto con la scuola, perché se malauguratamente non dovessi andare bene nello sport, comunque mi serve una base di studio. Benissimo, io faccio i complimenti ai ragazzi, ringrazio voi di Directa Sport e vi do appuntamento al prossimo anno. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco